Buongiorno da Sicilia 24, i titoli di oggi. Perquisizioni del ROS a Castelvetrano e Trapani oggi nell'inchiesta sulla rete di protezione della latitanza di Matteo Messina Denaro. A Trapani è entrato in azione anche un piccolo escavatore, indagato un ex primario. Tragedia nella notte a Siracusa, un ragazzo di 15 anni ha perso la vita in uno scontro tra due moto in Viale Pipoli, studiava alla Scala di Milano, sognava di diventare ballerino, 3 giovani coinvolti, 2 ancora ricoverati. Blitz interforze allo Zen 2 di Palermo, sequestrate armi, munizioni e quasi mezzo chilo di hashish, un arresto in flagranza al termine del 5° intervento nel quartiere negli ultimi mesi. Una relazione sentimentale tra 2 giovani sarebbe all'origine dell'aggressione avvenuta a Vittoria. Un 40enne è stato accoltellato al torace, arrestati padre e 2 figli con l'accusa di tentato omicidio. Temperature in aumento e allerta arancione in Sicilia per l'arrivo del caldo africano, previsti picchi fino a 39 gradi nelle principali città dell'isola. Ecco i consigli per difendersi dall'afa e affrontare al meglio le giornate roventi. Depositate le motivazioni della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 3 anni per Don Giuseppe Rugolo, confermata l'attendibilità della vittima e la validità delle registrazioni contestate dalla difesa. Calcio, il Catania punta su De Giorgio, a breve si dovrebbe arrivare alla definizione anche se restano in piedi delle alternative, poi si penserà al mercato. Il calcio piange Igor Protti, l'ex attaccante per 3 anni al Messina, se n'è andato a soli 58 anni, lasciando il ricordo di un campione amato dentro e fuori dal campo. Bentrovati, apriamo il nostro telegiornale con le perquisizioni del ROS, dei carabinieri del ROS, che questa mattina hanno cominciato a Castelvetrano ma che sono poi proseguite a Trapani. Vedrete nel nostro servizio proprio le immagini degli ultimi momenti legati alle perquisizioni di Trapani nell'inchiesta sulla rete di protezione di Matteo Messina Denaro. Controllata una villetta a Casa Santa Erice nella disponibilità proprio dell'ex medico e l'ex primario Francesco Burrafato. Ricordiamo che l'ex primario è indagato per favoreggiamento aggravato. Gli investigatori cercano documenti e tracce sui presunti aiuti al boss. Laura Spanò. Ci sono perquisizioni anche a Trapani, in particolare all'interno di una villetta a Casa Santa Erice da parte del ROS nell'ambito dell'inchiesta sulla rete di protezione della latitanza di Matteo Messina Denaro. Da questa abitazione oggi è stato portato via un uomo travisato mentre arrivavano i vigili del fuoco con un piccolo escavatore. I carabinieri del ROS stanno ancora operando nell'abitazione e in altri immobili nella disponibilità di Francesco Burrafato, 85 anni, ex primario di chirurgia ed ex direttore sanitario dell'ospedale Vittorio Emanuele di Castelvetrano. Il medico è indagato per favoreggiamento aggravato. Secondo la DDA di Palermo sarebbe il parmigiano citato nei pizzini del boss e avrebbe avuto un ruolo di sostegno economico e logistico alla latitanza. Ancora non è chiaro se questa abitazione è di pertinenza del medico o se sia stata utilizzata anche dal boss. In ogni caso la presenza di un escavatore fa pensare a carte ed altri documenti che possono essere stati nascosti. In questa abitazione Parmigiano è la persona che avrebbe dato tanti soldi al super latitante ora deceduto. L'alias di Parmigiano che dava tanti soldi al superlatitante compariva già però in alcuni biglietti ritrovati nel 1996. E adesso cambiamo decisamente argomento. Si è infranto il sogno di un ragazzo di 15 anni di Siracusa che ha perso la vita in uno scontro frontale fra moto. L'incidente nella notte verso le 2 in Viale Pipoli nella zona nord della città. Intanto ci sono altri 2 giovani feriti, ma il sogno di cui parlavamo era la danza, perché questo giovane 15enne era davvero una grande grande promessa e studiava alla Scala. Sentiamo Francesco Aloi. 15 anni, 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 15
La vita di un quindicenne strappata via in uno scontro tra moto nella notte in Viale Epipoli, a Siracusa. Era a bordo di un 125 guidato dall'amico, ma arrivato in ospedale poco dopo non ce l'ha fatta. Studiava alla Scala di Milano. Il ballo era da sempre il suo sogno. Nelle parole di questo amico traspare tanto dolore. Lui stava a Milano, lui aveva questa borsa di studio per la danza a Milano, alla Scala di Milano. Ed era un ragazzo in gamba. Quindi era qui in vacanza? Sì, lui qua ha la sua famiglia. Si è trasferito a Milano dal momento in cui gli hanno dato la borsa di studio. Ma all'Umberto I adesso ci sono altri 2 ragazzi. L'amico 18enne ricoverato in ortopedia con una frattura del femore e il ragazzo a bordo dell'altra moto in coma farmacologico. Anche lui 18enne con traumi cranico e toracico. Adesso la polizia municipale sta passando al setaccio tutte le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Nella zona pare ce ne siano diverse. Nel frattempo resta da capire come sia potuto accadere tutto ciò. Pare che una delle 2 moto abbia invaso la corsia opposta, in una strada dove si corre troppo. Intanto resta il dolore per una giovane vita spezzata. Era una persona bravissima, buonissima, in gamba, era proprio in gamba. Quinto blitz allo Zen a Palermo. Nelle ultime settimane trovate armi e droga grazie anche al supporto di esercito e vigili del fuoco. Maglio Viola. Polizia e carabinieri tornano allo Zen 2 di Palermo alla ricerca di armi e droga e stavolta si presentano con l'esercito. Il nuovo blitz nel quartiere più difficile della città è avvenuto con il supporto del 4° reggimento Genio Guastatori dell'esercito italiano, quello di stanza in Corso Calatafimi, e dei vigili del fuoco. Sono stati impiegati scanner alla ricerca di metalli sotterrati e mezzi per il movimento terra disposti dall'esercito per scoprire armi sotterrate, appunto. Al termine dei controlli sono stati sequestrati una pistola calibro 9 con matricola Brasa dotata di 3 caricatori e centinaia di munizioni per altre 2 pistole e per un fucile da caccia calibro 12. Nell'appartamento della medesima persona poi le forze dell'ordine hanno trovato 486 grammi di hashish divisi in 4 panetti e in numerose dosi già confezionate per la vendita. Si tratta del quinto blitz negli ultimi mesi, ma stavolta l'operazione era mirata alla ricerca di ciò che non era stato trovato nelle operazioni precedenti: una sola persona per cui è scattato il fermo in flagranza di reato per detenzioni e droga. Viaggiava in auto con 400 kg di hashish, un catanese arrestato dalla Guardia di Finanza nei pressi di Augusta. La sostanza stupefacente avrebbe fruttato guadagni illeciti per 3,5 milioni di euro. Tonino De Mana. Viaggiava sulla Catania-Siracusa con un fuoristrada pieno di cartoni e alla vista della Guardia di Finanza ha subito mostrato nervosismo, atteggiamento risultato fatale ad un 34enne finito in manette per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti aggravato dall'ingente quantità. L'uomo, sorpreso all'altezza di Augusta, stava trasportando 400 kg di hashish ed è stato intercettato dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria Etneo, che hanno intensificato i controlli lungo le principali direttrici viarie dell'Interland catanese. Aperti i cartoni, che erano in bella mostra nell'abitacolo, le fiamme gialle hanno rinvenuto centinaia di panetti contenenti una sostanza pastosa marrone, opportunamente sigillata in cellophane e riportanti all'esterno diversi loghi raffiguranti note marche di merendine e prodotti dolciari. La sostanza stupefacente, ricordiamo 400 kg di hashish, avrebbe fruttato proventi illeciti per 3,5 milioni di euro. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere siracusano di Cavadonna. Padre e 2 figli sono stati arrestati a Vittoria con l'accusa di tentato omicidio. Vittima dell'aggressione un 40enne, padre di un ragazzo che aveva una relazione sentimentale con la figlia e sorella dei fermati. Veronica Barbarino. Con una profonda ferita al torace, per strada nella notte ha fermato una pattuglia dei carabinieri per chiedere aiuto. Accade a Vittoria, nel Ragusano, quando la pattuglia, impegnata in un servizio di controllo del territorio, si è trovata davanti un 40enne copiosamente sanguinante.
Immediati soccorsi e la richiesta di intervento del 118. L'uomo ha raccontato di essere stato aggredito da un intero nucleo familiare, un 48enne e i suoi 2 figli di 24 e 19 anni. Alla base dell'aggressione ci sarebbero tensioni legate a una relazione sentimentale tra il figlio della vittima e la figlia e sorella degli aggressori. Mentre il ferito veniva trasportato e operato di urgenza all'ospedale Guzzardi, altre pattuglie intervenute sul posto hanno avviato le ricerche degli aggressori. Nei pressi dell'abitazione della vittima è stato ritrovato e sequestrato il coltello utilizzato nell'aggressione, ancora sporco di sangue, e i 3 presunti responsabili sono stati invece rintracciati nella loro abitazione, in evidente stato di agitazione. I 3 sono stati arrestati per tentato omicidio. Una donna di 38 anni è stata denunciata dai carabinieri a Motta Sant'Anastasia nel Catanese per tentato omicidio, accusata di avere ferito con una coltellata alla mano la madre di una vicina di casa, accorsa per proteggere la figlia al culmine di una lite. Disposto dal giudice il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico. A Catania un villaggio e tanti pericoli, vi mostriamo le condizioni di degrado a Santa Maria Goretti per i turisti appena scesi dall'aereo. Non c'è un biglietto da visita da mostrare o da vedere, i residenti dicono siamo abbandonati. Il servizio di Tonino De Mana. Il capofamiglia passa per ultimo ed allarga le braccia, sconsolato ma anche risollevato perché nessuno si è fatto male. Per questa comitiva di vacanzieri appena arrivati a Catania, il biglietto da visita non è dei più felici, con un marciapiede che somiglia ad un percorso ad ostacoli. E che ostacoli, con questi rami d'albero adagiati a terra da oltre un mese, spuntoni di ferro arrugginiti in quel che resta del muretto, l'immancabile spazzatura e cumuli di erbacce spostati e mai rimossi. Sul marciapiede opposto è anche peggio. Questo ragazzo uscito dall'aeroporto Fontanarossa porta a spalle il trolley, il perché si intuisce. Me la sto portando a spalla perché ho le rotelline, non voglio farle incastrare nell'atterriccio che c'è qui. Ma fate un po' di cambio o deve portare soltanto lui questa valigia? No, facciamo un po' di cambio, sì. Che immagine avete di Catania non appena arrivate? Che bisognerebbe un po' di manutenzione, però vedere l'Etna è bellissimo. Lei da dove viene? Io da Bologna. E se per i turisti è una sorpresa, seppure amara, per i residenti di Santa Maria Goretti il degrado è assolutamente normale. È da tempo che si trascina questa situazione? Sì, da tanto tempo, da più di un anno, perché gli alberi qua non sono stati mai potati e quindi c'è il pericolo che con un po' di vento cade tutto. Fino a 2 mesi fa sono caduti dei rami, ora ho paura a parcheggiare. Siamo abbandonati, fa alberi che ha 10 anni che lo diciamo. Deve succedere prima qualche disgrazia e poi penso che faranno qualche cosa. A questo punto si rende necessaria un'attenta ricognizione degli alberi che rappresentano una costante minaccia per tutti in una strada particolarmente frequentata e trafficata. È una notizia, un brusco stop arriva per la pista ciclabile in corso di realizzazione, il cosiddetto Passiaturi di Catania. La decisione è arrivata direttamente dalla soprintendenza che ha accolto un ricorso presentato dall'avvocato Lipera. Il Comune di Catania dovrà occuparsi dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi della storica passeggiata. Arriva l'anticiclone africano, si chiama Cerberus in Sicilia, è allerta arancione con temperature che potrebbero toccare già i 39 gradi. Veronica Barbarino. C'è chi si ripara dal sole all'ombra, chi si gode la spiaggia o chi beve una bevanda fresca. L'estate inizia a farsi sentire e la Sicilia è già una delle regioni più calde. È scattata oggi infatti l'allerta arancione su tutta l'isola. Con l'arrivo dell'anticiclone africano Cerberus, la Protezione Civile regionale ha pubblicato un avviso di preallerta per il rischio incendi su tutto il territorio, mentre le ondate di calore maggiore riguarderanno soprattutto le città di Palermo, Catania e Messina, con temperature che potrebbero toccare i 39 gradi. Ma come difendersi dal caldo? Come affrontare? Oggi non li bagni a mare. Occhiali, cappello, acqua, stanno a prendere e
po' di più di ombra che di sole e un po' di bagni, quelli giusti. Non uscire nelle ore più calde, bere tanta acqua ed evitare gli alcolici e l'esercizio fisico nelle ore più assolate, indossare abiti comodi e leggeri. Per difendersi dal caldo, come ogni anno, il Ministero della Salute ha tracciato un vademecum comportamentale, ma quello che conta è lasciarsi andare al ritmo delle vacanze, perché sì, fa caldo, ma è anche il momento perfetto per godersi tutto il bello della stagione. Ci fermiamo, c'è una pausa, torneremo con le motivazioni depositate dalla Cassazione per la sentenza di condanna definitiva a Don Rugolo. A tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale, la Suprema Corte ha depositato le motivazioni e chiude così il procedimento di legittimità. Confermati 3 anni di reclusione per il sacerdote di Enna accusato di violenza sessuale su minori. Respinti i ricorsi della Procura Generale e della Difesa. Per i giudici le dichiarazioni della vittima sono attendibili e le registrazioni contestate possono essere utilizzate. Gerry Italia. Sono state depositate le motivazioni con cui la Cassazione ha confermato la condanna a 3 anni di reclusione per Don Giuseppe Rugolo, il sacerdote di Enna riconosciuto colpevole di violenza sessuale su minori. A rivolgersi alla Suprema Corte erano stati sia la Procura Generale di Caltanissetta, che contestava il riconoscimento dell'attenuante della minore gravità, sia la difesa del sacerdote, con 7 motivi di ricorso. Entrambe le impugnazioni sono state dichiarate inammissibili. Nelle motivazioni i giudici ribadiscono la validità delle registrazioni di alcune conversazioni contestate dalla difesa, spiegando che si tratta di prove utilizzabili e non di intercettazioni soggette a una diversa disciplina. La Cassazione ha inoltre confermato la ricostruzione dei giudici di merito sulla natura delle condotte contestate, ritenendo una forma di costrizione l'aver portato la vittima in più occasioni in luoghi chiusi, come una stanza di scuola o la sagrestia di una parrocchia. Un passaggio centrale riguarda l'attendibilità di Antonio Messina, il giovane che ha denunciato i fatti. Per la Suprema Corte il suo racconto è rimasto costante nel tempo, caratterizzato da spontaneità e da coerenza logica, nonostante il lungo periodo trascorso dagli episodi contestati. I giudici escludono inoltre che alla base delle accuse vi fossero interessi economici, sottolineando che la persona offesa ha fornito una ricostruzione definita lucida e articolata. Don Giuseppe Rugolo, che risulta ancora incardinato nella diocesi di Piazza Armerina, era stato denunciato proprio da Antonio Messina quando era ancora minorenne. La sentenza della Cassazione adesso rende definitiva la condanna. Nessun accordo nel centrodestra siciliana, siamo dunque alla politica dopo il vertice di maggioranza di ieri, un incontro durato 4 ore per l'analisi della sconfitta alle amministrative, ma anche per negare la possibilità di elezioni anticipate, unico elemento su cui sono tutti d'accordo. Maglio Viola. Non c'è accordo nella maggioranza alla regione siciliana. I partiti del centrodestra isolano si sono incontrati ieri in un grande albergo della città, convocati dal commissario di Forza Italia Nino Minardo, ma dal vertice durato circa 4 ore non è uscita una linea comune. È stata però l'occasione per dirsi finalmente in faccia le cose che bollono in pentola da mesi, se non da anni. Un mea culpa per le divisioni che hanno portato alla sconfitta elettorale in occasione delle amministrative, poi. Tensioni che non si spengono fra autonomisti, Lega e Democrazia Cristiana. È solo un accenno al tesoretto da 400 milioni di euro che bisognerà spendere con le variazioni di bilancio in aula all'Ars all'inizio di luglio. I partiti si sono trovati tutti d'accordo solo su una cosa, una soltanto: non ci sono elezioni anticipate all'orizzonte, si andrà alla naturale scadenza del 2027 e per questo non è ancora il momento di parlare di candidature, neanche di dire sì o no al bis di Schifani. Il prossimo vertice si terrà entro fine mese, fra 8-10 giorni, e stavolta sarà convocato dal governatore, perché al centro di quell'incontro ci saranno proprio le variazioni di bilancio. L'assessore all'economia Alessandro Dagnino, che ieri ha incontrato i deputati di Forza Italia insieme a Minardo dopo il vertice di maggioranza, ha assicurato che ascolterà tutti i partiti prima di giungere alla formulazione di una proposta di utilizzo di quel tesoretto. Voglia di restare, nonostante l'esodo massiccio di giovani, sono tanti quelli che vogliono immaginare un futuro nella nostra isola. Lorena Dolci ne parlerà dopo il TG a Sicilia 24 Focus con Carmelo Abate del gruppo direttivo di Ora e con Davide Tranchina, presidente Giovani Imprenditori della CNA. I vostri messaggi possono arrivare con un messaggio di testo alla linea WhatsApp 342 74 55 005
La trasmissione, lo ricordiamo, in diretta su Telecolor alle 14.30 dopo questo telegiornale, ma anche in streaming su siciliaweb.it. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e torniamo tra poco. Siamo al calcio, il Catania punta su De Giorgio, al massimo entro lunedì si dovrebbe arrivare alla definizione, anche se restano in piedi altre alternative, poi si penserà alla squadra fra budget e ringiovanimento dell'organico. Marco Carli. Tutto su De Giorgio. Il Catania punta sull'allenatore che ha vinto la Coppa Italia di C con il Potenza e che ha fatto bene con Varrà in terra lucana. L'obiettivo è metterlo nelle condizioni di lavorare al meglio fra settore medico, lavoro atletico, struttura, che durante la stagione sarà Torre del Grifo. Il tecnico vede Catania come un evidente upgrade, ma con una garanzia: allenare in un campionato che conosce bene. È una scelta basilare della carriera dell'allenatore che è corteggiato anche dall'Empoli. Ecco perché è importante il progetto comune con la dirigenza. Sviluppo della squadra, inserimento dei giovani, proposta di gioco all'altezza. A breve tempo, al massimo entro lunedì, la quadratura del cerchio, ma non è escluso che ci siano novità anche prima. Come in tutte le trattative, restano in piedi le alternative: Troise, Gorgone, l'ultimo anno a Pescara e Stellone. Fatto l'allenatore, poi sarà il momento della squadra. Il budget per l'anno sarà distribuito in modo diverso. Obiettivo: alleggerire il monte ingaggi e destinare parte di questa somma ai cartellini, all'acquisto dei giocatori. Una fetta del budget per la stagione deve anche coprire le spese di gestione di Torre del Grifo, visto che al momento non esistono ricavi dalla struttura senza il polifunzionale. Poi molto sul mercato dipenderà anche dagli svincoli, che sarebbero onerosi ovviamente, di giocatori sotto contratto reputati non funzionali al progetto. E questa sera alle 20.30 al Pala Catania, gara 2 della semifinale scudetto fra Meta Catania e Roma 1927, una sfida che potrebbe spalancare ai rossazzurri le porte della terza finale consecutiva per il titolo italiano e della quarta della storia del club. La squadra etnea ha vinto gara 1 in casa dei laziali con il punteggio di 7-4. Ed è morto Igor Protti, grande attaccante degli anni 80 e 90. È stato sconfitto dal cancro a soli 58 anni. Ha giocato per 3 indimenticabili stagioni a Messina. Ne fa un ritratto Marco Carli. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. È l'inizio del comunicato sulla scomparsa di Igor Protti, pubblicato dalla famiglia sui social. Una frase significativa per parlare di un uomo e di un giocatore d'altri tempi, perché la vita, e dunque la partita di Protti, è stata veramente bellissima. A giugno dell'anno scorso aveva scoperto di avere un cancro che se l'è portato via in poco tempo, aveva 58 anni. Protti è stato amato da tutti per la capacità di rappresentare al massimo i colori della sua maglia, per le qualità di una persona che amava il prossimo, anche e soprattutto i meno fortunati, e ne veniva ricambiato, e ovviamente per i gol che segnava. Quelli che vediamo sono in maglia Messina dall'89 al 92, 3 stagioni in riva allo stretto. Nelle immagini il diagonale che a marzo del 90 ha fatto trionfare i giallorossi nel derby in casa della Regina, oppure la doppietta che ha piegato il Torino nel turno di Capodanno del 1989. A Messina ha avuto il compito di sostituire Schillaci, volato alla Juve prima di vivere la favola di Italia 90. Protti non lo fa rimpiangere, segna e resta fino al 92, la società messinese lo ricorda così, con un post sui social: indimenticato, protagonista della storia giallorossa. Oltre 100 presenze, si legge, 31 reti. Protti ha continuato a segnare dopo Messina, fino a diventare capocannoniere in Serie A con una squadra del Sud, il Bari, o idolo di una piazza calda come Livorno. Il suo mito da calciatore era Vialli. Entrambi, dopo una vita bellissima all'insegna dei gol e delle emozioni, se ne sono andati troppo presto. Ed è con questo servizio che si chiude questa edizione di Sicilia 24. Vi lascerò tra poco al nostro Sicilia 24 Focus condotto da Lorena Dolci e vi ricordo che il nostro telegiornale tornerà alle 19. A tutti un buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.